Quante volte io, papà, Anna, i nonni ti abbiamo detto cambia lavoro, è troppo pericoloso. E tu, no, no! Le nostre paure era che tu cadessi, non che una maledetta fune si tranciasse, morissi. Tu che lottavi per la giustizia, ti garantisco che finché avremo vita faremo onore alla tua persona e chi ha sbagliato pagherà. La voce rotta dal più straziante dei dolori, mamma Monica, di fronte alla bara bianca del figlio Mattia, gli promette giustizia per una morte assurda, incredibile, un incidente che in nessun modo doveva succedere. Nel Duomo di Montebelluna sono in 600 per l'addio al 23enne, morto la mattina del 29 aprile nel cantiere di via Magellano. Il comune ha indetto il lutto cittadino, gli amici accompagnano l'arrivo del feretro con le moto, le fanno rombare. Gli operatori del 118 e della Croce Bianca, di cui Mattia era volontario, lo accolgono all'ingresso della cattedrale. Innaturale lasciare andare un ragazzo, un giovane uomo. Siamo sconcertati, addolorati. Insieme sentiamo urlare dentro di noi tanti perché, tante domande che faticano a trovare risposte. Giada, la fidanzata di Mattia, affida le sue parole alla mamma. Mi manchi così tanto, amore. Ti penso sempre e cercherò di sorridere come piaceva a te. Mi mancheranno i tuoi ti amo. Mi manchi così tanto. Ho perso una grande parte di me. La parte più bella di me. E poi gli amici dei tempi della scuola. Vorremmo dire un grazie speciale alla mamma, al papà e alla sorella, che insieme hanno cresciuto una persona dall'animo bello, buono e gentile. Il feretro esce dalla chiesa, risuona sul sagrato la sirena dell'ambulanza su cui lui stesso tante volte era salito per portare aiuto agli altri. I bambini della scuola di fronte lasciano andare in cielo dei palloncini bianchi, l'ultima carezza della comunità di Montebelluna a questo suo figlio.